Buongiorno, mi chiamo Tania Bellina e sono lo chef del ristorante Al Valico di Passo Montecroce Carnico a Paluzza. Andiamo a preparare il raviolo di farina di polenta con farina di polenta e zucca, ripieno di zucca. Gli ingredienti: per la pasta farina 00 150 grammi, farina di polenta 50 grammi, 2 uova intere, un cucchiaio d'olio d'oliva e un pizzico di sale. Per il ripieno, polpa di zucca, formaggio grattugiato meglio Montasio, ricotta grattugiata affumicata, ricotta fresca e un pizzico di noce moscata e sale. Per il condimento di questa ricetta useremo burro, salvia fresca e ricotta affumicata grattugiata. Allora, abbiamo aggiunto la farina di polenta alla farina bianca, un pizzico di sale, abbiamo fatto la classica fontana. Adesso aggiungiamo un cucchiaio d'olio d'oliva e impastiamo tutti gli ingredienti praticamente. L'uovo uno alla volta meglio. Adesso usiamo le mani. Allora, l'impasto non dovrà essere troppo mollo perché altrimenti non tiene la cottura. Abbiamo messo l'olio di oliva in modo da dare un po' di elasticità alla pasta. La pasta deve essere lavorata bene e ha bisogno di un momento di riposo nel frigo di almeno mezz'ora, coperta con una carta pellicola. Nel frattempo che la pasta riposa in frigo, prepariamo il ripieno. Prendiamo la polpa di zucca, ci mettiamo il formaggio, amalgamiamo bene, la ricotta affumicata, la ricotta fresca che verrà schiacciata col cucchiaio in modo che si amalgami bene, un pizzico di sale e a piacimento noce moscata. Ecco, questo dovrà essere il risultato finale per il ripieno del nostro raviolo. Dopo mezz'ora la pasta è pronta, la leviamo dal frigo. Ecco qui, ne prendiamo un pezzetto per volta e la spianiamo col mattarello. Un po' di farina sul tavolo. La pasta dovrà essere molto sottile. Questo è lo spessore ideale per la nostra pasta. Ok, adesso prenderemo un po' di ripieno, ci aiuteremo con le mani, così. Adesso taglieremo la sfoglia a metà, ecco fatto, allunghiamo un pelo con le mani e sovrapporremo l'altro lato della pasta. Adesso con le mani leviamo l'aria in eccesso e schiacceremo bene in modo che il raviolo non si apra durante la cottura. Con un coppapasta, a piacimento la forma, facciamo la formina e facciamo questo lavoro, un lavoretto così. Così. E così. Questi sono i nostri ravioli. Ora andiamo a cucinarli in acqua bollente salata. Ora mettiamo il burro a saltare in padella. Con qualche fogliolina di salvia fresca. I nostri ravioli sono pronti, li scoliamo dall'acqua e li mettiamo nel burro. I nostri ravioli sono pronti,
li impiattiamo, un po' di salvia, il nostro burro e una grattugiata di ricotta affumicata. Il nostro piatto è pronto e per guarnire una fogliolina di salvia. Come abbinamento al nostro piatto io consiglierei un Sauvignon dell'Isonzo, un abbinamento tra nord e sud del Friuli Venezia Giulia.